Verso Aquileia 2, questo è un po' il titolo riassuntivo di un'assemblea che si è tenuta a Chioggia, un'assemblea molto importante che fa un po' il punto sul cammino da intraprendere verso il grande convegno di Aquileia 2012. Ne abbiamo parlato spesso, ma non abbiamo mai veramente parlato di quello che rappresenta per la comunità di Chioggia, per la diocesi di Chioggia questo convegno. Abbiamo l'opportunità di farlo oggi con Monsignor Francesco Zenna. Intanto grazie di essere qui con noi. Grazie a voi della vostra presenza e dell'interessamento che dimostrate di avere nei confronti anche della nostra piccola diocesi. Infatti il convegno di Aquileia per noi significa soprattutto sentirci parte di una chiesa più grande, in quello spirito di pastorale integrata che cerchiamo di promuovere anche all'interno delle nostre chiese locali. Sentirci parte di una realtà regionale, ecco, di 15 diocesi che camminano insieme, diventa molto significativo per noi. Per noi lo è perché il primo convegno di Aquileia nel 90 ha visto nascere proprio la nostra emittente, quindi ha un valore simbolico molto, molto forte, molto sentito. A distanza appunto di così tanti anni ci sarà un nuovo appuntamento nel 2012, ricordiamo un po' per sommi capi il senso di questo nuovo convegno. Certo, è un desiderio che nello spirito della corresponsabilità tra presbiteri e laici, consacrati, consacrate, si desidera vivere, di confronto, di sguardo sulla realtà, di individuazione di prospettive future, perché nella nostra regione conciliare possa esserci uno stile pastorale condiviso, comune, che risponda alle sfide che oggi vengono poste alla Chiesa. Monsignor Zenna, qual è il cammino preparatorio che la diocesi di Chioggia vivrà proprio verso Aquileia? Ecco, noi abbiamo cominciato da subito, assieme alla indizione del programma del nuovo anno pastorale, a considerare gli spunti, gli stimoli che ci sono stati offerti dal Comitato regionale. Il nostro programma pastorale è incentrato in questi ultimi anni sul tema proprio della corresponsabilità, per cui il discorso di Aquileia si inserisce benissimo, ecco, in questo contesto. Gli stimoli erano quelli di leggere ciò che lo Spirito ha costruito, ha realizzato anche all'interno della nostra Chiesa locale in questi ultimi 20 anni e poi individuare insieme le domande nuove che vengono poste dalla cultura, dalla società, dalla realtà umana che ci circonda. Ecco, abbiamo voluto interessare e coinvolgere in questo innanzitutto gli organismi di partecipazione, quindi il Consiglio Pastorale Diocesano, il Consiglio Presbiterale Diocesano, la consulta anche delle aggregazioni ecclesiali laicali, che è una realtà significativa all'interno della nostra diocesi, e con loro abbiamo programmato un percorso. Il percorso prevedeva 2 tappe fondamentalmente, una tappa da vivere localmente, per cui i consigli pastorali vicariali si sono incontrati e hanno lavorato sulla traccia che abbiamo offerto noi a livello diocesano. E il secondo momento è stato quello che abbiamo celebrato domenica scorsa, 20 marzo, quando proprio qui in seminario si sono incontrati gli operatori pastorali della diocesi. Questo lavoro era incentrato attorno ad alcune aree di riflessione. Le aree fondamentali erano il senso di appartenenza alla Chiesa locale, per esempio. Ecco, e abbiamo visto come è cresciuto in questi anni il senso di appartenenza alla Chiesa, anche da parte dei laici che hanno sentito la responsabilità di agire con la propria vocazione laicale all'interno del contesto non soltanto parrocchiale della comunità cristiana, ma anche all'interno del contesto sociale, del contesto civile, attraverso la loro testimonianza di vita. Poi una seconda area importante era quella proprio del rapporto tra Chiesa e territorio, che passa attraverso appunto la testimonianza dei laici, ma che poi si sostanzia anche di iniziative concrete, di impegni chiari, che ha visto la nostra Chiesa, per esempio, interagire con l'ente pubblico, con le amministrazioni, soprattutto in funzione di alcune risposte da dare ai problemi legati ai disagi, quindi ai servizi alla persona. Una terza area di lavoro è stata quella che vede presenti all'interno della nostra Chiesa locale
queste nuove forme di aggregazione laicale, quali sono i movimenti, le associazioni, eccetera. 20 anni fa questa presenza costituiva anche qualche tensione, qualche problema, perché non si riusciva a sposarla bene con la realtà della chiesa locale, la parrocchia in particolare. In questi anni si è cresciuti molto nel dialogo, nella collaborazione, e possiamo dire, almeno da quello che è stato affermato anche domenica scorsa, che è un valore aggiunto per la chiesa locale e per il dialogo con il territorio. Altre due aree erano una, quella del linguaggio, il linguaggio con cui evangelizzare oggi. È stato sottolineato che deve essere quello della relazione, del rapporto interpersonale. E l'altra era quella dell'attenzione all'educazione, soprattutto dei giovani e delle famiglie. E qui si è visto come i percorsi di una volta forse non bastano più, i cammini di fede, gli incontri di catechesi, che bisogna forse investire di più sulla lettura e sull'accompagnamento delle situazioni concrete di vita. Ecco, una per esempio, quella delle famiglie irregolari. La Chiesa oggi ha una sfida davanti a cui deve dare una risposta, in modo che tutti i figli di Dio, ecco, si sentano amati ed accompagnati dentro anche alle difficoltà della storia. Tutti temi veramente molto forti. Io concluderei con un'ultima domanda, Monsignor Zenna, cioè qual è il contributo, secondo lei, veramente forte e prezioso che la diocesi di Chioggia può dare ad Aquileia 2012? Su alcuni fronti probabilmente, qualcosa di specifico, fronti già aperti nel 1990 nel primo convegno di Aquileia, quello del turismo in particolare, ecco, perché la nostra diocesi si estende proprio sulla costa adriatica e annovera diverse zone balneari dove d'estate la popolazione si decuplica, ecco. E su questo fronte penso che potremmo raccontare in che modo come Chiesa siamo riusciti a dare una risposta a questa problematica. Ecco. Credo in particolare il turismo, e poi le altre sfide sono quelle comuni un po' a tutte le chiese. Forse un'altra caratteristica peculiare è il fatto di essere una piccola diocesi. Da un verso questo magari può portarci a trovare delle difficoltà perché non abbiamo tutte le risorse delle grandi diocesi, però per altro verso ci permette una maggiore corresponsabilità, una maggiore partecipazione, un maggior dialogo, una maggiore vicinanza, e credo che questi sono valori che danno davvero il volto di una Chiesa vicina alla gente, di una Chiesa capace di ascolto, ecco, di una Chiesa che dona speranza, ecco, in questo nostro tempo, che è uno dei valori maggiormente richiesti. Grazie mille a Monsignor Francesco Zenna per la sua chiarezza anche come sempre. Grazie a voi e buon lavoro. E noi ci ritroviamo per la prossima puntata tra una settimana.